Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo subito notizie di cronaca perché è successo a Cadoneghe. Le informazioni sono ancora frammentarie perché è successo poco fa. Si tratta di un omicidio-suicidio. Pare, secondo le prime informazioni che arrivano, che un uomo abbia soffocato la moglie allettata da tempo, malata da tempo, con un cuscino e che abbia poi tentato di togliersi la vita. Prima si parlava di un omicidio-suicidio, adesso non sappiamo se effettivamente la persona si sia tolta la vita colpendosi più volte con un coltello. La donna da alcuni anni era malata di Alzheimer, una situazione sanitaria che per l'anziano marito era diventata sempre più insostenibile. A scoprire l'accaduto è stato questa mattina il figlio che abita al piano superiore. Ha immediatamente fatto trasportare l'uomo in ospedale avvertendo i militari. Questo è l'ultimo lancio di agenzia arrivato in redazione, però noi abbiamo già i nostri giornalisti sul posto. Dovremo riuscire a contattare fra pochissimi minuti Valentina Visentin, che è accorsa a Cadoneghe per capire che cosa sta accadendo e quindi ci racconterà tutto. Abbiamo già delle immagini del luogo, l'arrivo del sindaco, insomma abbiamo già un po' di materiale, però per capire esattamente che cosa è successo e soprattutto il destino della persona che ha tentato di uccidersi saremo in collegamento fra poco. Adesso ripartiamo dalla cronaca perché la provincia di Padova è purtroppo al centro di parecchi fatti in questi giorni. Andiamo ad Anguillara perché lo sappiamo, l'altra notte è stato imbrattato il municipio per l'arrivo del presidente del Brasile Bolsonaro, la cui visita è prevista ad Anguillara per ricevere la cittadinanza onoraria proprio lunedì. Ci saranno manifestazioni sia ad Anguillara che a Padova, insomma c'è parecchia tensione. Vediamo il primo servizio. Secchiate di letame davanti all'ingresso, scritte con vernice nera sui muri. Il blitz in tarda mattinata al municipio di Anguillara Veneta, il comune padovano che lunedì conferirà la cittadinanza onoraria al presidente del Brasile Jair Bolsonaro. 5 persone incappucciate vestite con delle tute bianche hanno imbrattato la sede del comune scrivendo "Fora Bolsonaro". L'azione è stata rivendicata sui social network dal gruppo antagonista Rise Up for Climate Justice. La figura di Bolsonaro rappresenta perfettamente il modello capitalista predatorio, distruttivo e colonialista contro cui lottiamo. Uno dei grandi potenti della terra, negazionista della crisi climatica e responsabile di aver distrutto 8.500 km quadrati di foresta amazzonica, si legge nella nota con cui il gruppo rivendica il blitz contro il comune di Anguillara. Cresce la tensione in vista dell'arrivo in Veneto di Bolsonaro, giunto in queste ore a Roma per partecipare al G20. Blindata anche Padova, città che il presidente brasiliano vuole visitare andando alla Basilica di Sant'Antonio. Imponente il dispositivo di sicurezza pensato da questura e prefettura. Abbiamo previsto quindi un servizio ravvicinato che integra quello di cui lui dispone naturalmente come Presidente di uno Stato e quindi questo lo faremo con i Carabinieri, con la Digos, insomma un servizio ravvicinato alla sua persona in tutti gli spostamenti. Sono previsti dei servizi poi di ordine pubblico vero e proprio per contrastare eventuali iniziative di protesta, eventuali gruppi che intendessero avvicinarsi agli obiettivi presso i quali si trova il Presidente. E poi c'è tutta una serie di attività che sono informative, che sono già partite, e ci sono attività specialistiche appunto degli antiterroristi. Gli uomini delle forze dell'ordine saranno presenti ad Anguillara, dove in mattinata è previsto un sit-in pacifico dei consiglieri comunali di opposizione, di ANPI, sindacati e PD. Massima allerta invece nel primo pomeriggio, sempre di lunedì, in Prato della Valle, dove si riuniranno centri sociali e forze di sinistra per contestare l'arrivo di Bolsonaro in città. Auguro che ci si limiti a manifestare il proprio pensiero di contrarietà alla visita del Presidente, ma non si degeneri in alcun modo, ma sono fiducioso in tal senso. Naturalmente noi saremo presenti con i nostri giornalisti, con i nostri operatori lunedì per tutta la giornata per seguire l'arrivo di Bolsonaro, le manifestazioni di protesta, per dare voce anche a chi non è d'accordo con questa visita. Ma prima di andare avanti con la politica corriamo a Cadoneghe, dove c'è la nostra Valentina Visentin, che è arrivata subito sul posto per quello che sulle prime sembrava un omicidio-suicidio, invece è
solo un omicidio al momento, la persona che ha tentato di togliersi la vita è ricoverata in ospedale. Abbiamo anche già delle immagini, quindi magari dalla regia le facciamo passare mentre Valentina ci racconta che cosa è successo. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, sono gravissime le condizioni di salute dell'uomo di 84 anni, Ferruccio Bosello, che questa mattina ha soffocato la moglie Natalina Milani, 81enne, gravemente malata da almeno 3 anni, e poi ha tentato di togliersi la vita ferendosi con 2 coltelli da cucina. La scoperta è stata fatta questa mattina intorno alle 6:30 dalla compagna del figlio della coppia che vive appunto vicino e che come ogni mattina si recava a salutare i 2 anziani. Ha trovato in cucina l'uomo agonizzante e la moglie morta, soffocata a letto. Moglie che appunto negli ultimi 3 anni era allettata, stava molto male, e proprio questa situazione pare sia all'origine di questa tragedia. Sul posto il sindaco di Cadoneghe, Marco Chiesaro, che ha confermato che la situazione familiare era seguita sia dai servizi sociali ma anche dai medici di medicina generale del paese. Davvero una tragedia familiare che lascia attoniti il vicinato, perché la coppia era una coppia molto tranquilla, vivevano qui da oltre 50 anni, una vita di campagna, perché andavano a letto molto presto alla sera, avevano l'orto, si vedevano presto alla mattina. Anche ieri sera il figlio e la compagna avevano cenato insieme, e l'uomo, Ferruccio Bosello, sembrava più allegro del solito, quindi cosa sia poi accaduto nella notte, cosa abbia scatenato questa tragedia, lo stanno cercando di ricostruire i carabinieri, che sono ancora all'interno dell'abitazione per tutti i rilievi. Valentina, ci dicevi dal vicinato, di solito quando succedono queste cose purtroppo ne abbiamo conferma noi che facciamo questo lavoro, che parliamo con le persone che vivono vicino a queste famiglie che subiscono queste tragedie davvero immani, e spesso, molto spesso, tu l'hai già detto, i vicini di casa, gli amici ci dicono è una cosa che nessuno si aspettava, nessuno poteva pensare che sarebbe finita così. Ci pare di capire che anche in questo caso la vita, la quotidianità di queste persone non lasciasse trasparire assolutamente niente, nonostante fossero comunque seguiti dai servizi sociali. Assolutamente sì, perché era una famiglia tranquillissima, ma anche se nell'ultimo periodo appunto il marito di 84 anni soffriva tantissimo nel vedere la moglie allettata, e secondo lui soffriva molto, e quindi forse questo può aver scatenato la tragedia. Però era veramente una coppia molto benvoluta e tranquilla, un clima familiare molto affiatato. Appunto il figlio e la nuora alla sera, alla mattina andavano sempre a trovare i 2 anziani proprio per non farli sentire soli. Valentina, allora mettiamo da parte per un attimo questa vicenda di cui magari parleremo poi nel seguito della nostra informazione. Prima di lasciarti andare ti chiedo se ci sono novità sul caso Bolsonaro. Noi abbiamo già visto i servizi che avevate preparato ieri sera per i telegiornali con un po' le novità dall'assalto, chiamiamolo così, notturno al municipio di Anguillara, passando poi per le dichiarazioni e le varie reazioni che avremo adesso nel prossimo servizio. Ci sono novità sulla faccenda? Al momento non ci sono grosse novità, nel senso che è confermata lunedì la consegna di questa cittadinanza onoraria al presidente brasiliano, una piccola cerimonia che dovrebbe avvenire ad Anguillara. La piazza sarà occupata dalle 9 alle 11 da un sit-in pacifico di protesta da parte dell'ANPI, dei consiglieri d'opposizione del comune di Anguillara, che hanno votato contro la cittadinanza onoraria a Bolsonaro, e dai sindacati. Si guarda con attenzione invece a quello che potrebbe accadere nel pomeriggio a Padova, dove alle 2 è stata annunciata attraverso i social network la contestazione da parte dei centri sociali, che saranno posizionati in Prato della Valle per contestare Bolsonaro, che a quanto pare ha espresso il desiderio di recarsi in visita anche a Padova e alla Basilica di Sant'Antonio. La città ovviamente è blindata, massimo dispiego di forze dell'ordine, che si vanno ad aggiungere ovviamente al personale della sicurezza del Presidente. Quindi lunedì sarà una giornata decisamente calda in provincia di Padova. Tra l'altro è previsto il passaggio di una perturbazione. Vedremo se la sommatoria di tutte queste evenienze porterà a una giornata di quelle complicate da raccontare. Noi comunque ci saremo per raccontare ai nostri telespettatori. Valentina, allora ti lasciamo andare perché sappiamo che ci sono molte cose da fare. Se ci sono novità
novità da Cadoneghe, non esitare a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Siamo qui in onda fino alle 13. Grazie intanto, buon lavoro. Grazie a voi. Noi torniamo in studio adesso con la regia di Fabio Verin, facciamo una brevissima pausa pubblicitaria giusto per riordinare un po' le idee, la scaletta della nostra informazione. State con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Abbiamo appena sentito le notizie che arrivano da Padova, da Cadoneghe, dove un anziano ha soffocato con un cuscino la moglie allettata, la moglie malata da tempo, e ha tentato poi di togliersi la vita. Quello che all'inizio veniva considerato un omicidio-suicidio invece non è tale, almeno in questo momento, perché la persona, l'84enne, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova. Ne abbiamo parlato poco fa con Valentina Visentin da Cadoneghe, con anche le prime immagini della casa, l'arrivo del sindaco, i carabinieri, quindi quello che sta accadendo. Adesso andiamo invece a Vicenza, dove c'è il nostro Daniele Garbin che ci aspetta decisamente nel traffico, vediamo, per aggiornarci su quello che accade a Vicenza, nell'area berica. Buongiorno Daniele. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Si è detto bene Ferdinando, siamo praticamente nel tratto di tangenziale, e la novità di oggi che collega diciamo, la rotatoria dell'Albero in Viaggio del Sole in direzione dell'ingresso di un'autostrada a Vicenza Ovest. Questa che è alle mie spalle è proprio la novità, nel senso che la variante della SP46, che era quest'opera che all'uscita dell'autostrada appunto dovrebbe condurre il traffico, evitando proprio la circolazione di Vicenza, da questa mattina proprio alle mie spalle c'è questa novità, nel senso che viene fatta una deviazione proprio del traffico proveniente dalla rotatoria dell'Albera in questo grosso serpentone, diciamo così, che passa proprio sotto le travi appena installate del cavalcavia nuovo di questa SP46, che è un'opera controversa perché effettivamente dura da tanti anni questo cantiere, con una serie di intoppi che si sono succeduti. Ecco, diciamo che è un piccolo passo avanti, crea ovviamente le difficoltà al traffico, soprattutto quello che sarà anche in prospettiva, cioè dall'inizio della settimana lavorativa. Oggi tutto sommato è abbastanza fluido, non è più una strada dritta come potete immaginare, è una serie di ecco, abbiamo raccolto proprio le opinioni di automobilisti e le persone che la frequentano. Ovviamente c'è l'esasperazione, se vuoi Ferdinando, ma tutto sommato si capisce che si sta lavorando per un bene superiore, ovvio che si sta aspettando decisamente forse troppo, ecco, tutto qua. Daniele, però c'è una cosa da dire, c'è un dettaglio che si nota. Da quando hai cominciato a parlare con noi, alle tue spalle non si è mai fermato il traffico, c'è un serpentone davvero continuo di automobili. Giusto per i nostri telespettatori, quelle auto sono auto che vanno in centro a Vicenza o sono auto di passaggio nel Vicentino? Sono auto di passaggio lungo la tangenziale, diciamo che la tangenziale proprio collega la parte più esterna, quella che va in direzione appunto dell'ingresso dell'autostrada, e gira intorno a Vicenza. Ecco, la rotatoria, la tangenziale più esterna del traffico veloce, che non è diretta in centro, ma proprio fa un cerchio, un anello intorno alla città. Però Daniele, vedere questo traffico alle tue spalle, insomma, dà l'idea di una Vicenza che effettivamente è uscita definitivamente scusate le ripetizioni, ma fa un po' impressione, perché non siamo più abituati a vedere queste situazioni di traffico così continuo. Un po' il coronavirus, un po' la stanca anche economica che c'è stata nei mesi scorsi, siamo abituati a vedere le tangenziali meno trafficate. Vedere questo traffico alle spalle di Daniele ci conferma che probabilmente Vicenza è ormai ripartita a pieno ritmo, sia sul versante turistico, ma questo ce lo racconta ogni giorno la nostra redazione, che sa anche su quello economico e commerciale. Immaginiamo oggi, Daniele, una giornata importante per il centro cittadino.
Sì, infatti hai ragione Ferdinando, diciamo anche che questo è il traffico che normalmente passerebbe su 2 corsie e forzatamente è stato compattato in unica, per cui bisogna anche fare un po' la tara di questo aspetto, però effettivamente è sabato, magari notoriamente anche a ridosso della festività dei santi, dei defunti, ci sembra l'impressione che sia soprattutto di persone che magari vanno a fare la spesa, ecco, meno lavorativo rispetto al solito. Ecco. Comunque le osservazioni che hai fatto le confermo, perché effettivamente Vicenza è ripartita. Ecco. In questo momento diciamo che per fortuna è fluido. Le testimonianze che ho raccolto invece ci parlano di ore d'attesa non proprio in questo punto, ma nelle vie limitrofe a questa rete che si sta realizzando molto lentamente, perché nei punti proprio critici, nella parte retrostante, proprio le pendici, anche Monteviale, Costa Bissara, ecco, effettivamente negli orari clou del mattino delle 8, mi dicevano anche un'ora, 3/4 d'ora, cioè hanno proprio delle tare che devono fare le persone per superare questo scoglio. Ecco. Molto bene Daniele, allora intanto ti ringraziamo per questo collegamento. Adesso appena ti lasciamo diamo una notizia che riguarda Piovene Rocchette con un incendio, sì. Abbiamo anche già i video che ci hanno mandato i vigili del fuoco, naturalmente se ci saranno altre notizie da Vicenza non esitare a contattarci, per tutto il resto diamo appuntamento ai nostri telespettatori al TG Vicenza di questa sera, grazie, buon lavoro. Grazie Ferdinando, arrivederci ai telespettatori. Torniamo in studio, allora vediamo anche le immagini che ci sono arrivate dai vigili del fuoco, perché la notte scorsa, un quarto d'ora dopo mezzanotte, i pompieri sono intervenuti in via Manzoni a Piovene Rocchette per l'incendio divampato all'interno della taverna di una villetta a Schiera. Nessuna persona è rimasta ferita, ingenti i danni, ci dicono i pompieri, arrivati dal distaccamento di Tiene da Vicenza con 2 autopompe, l'autobotte naturalmente 12 operatori, sono entrati in azione con un autorespiratore riuscendo a domare le fiamme e evitare che l'incendio si propagasse alla villetta con danni sicuramente molto più gravi. Ci sono stati comunque gravi danni anche strutturali a tutta la parte interrata. L'importante è che nessuno si sia fatto male, le 3 persone che erano all'interno di questa abitazione sono state trasferite, si sono trasferite temporaneamente da parenti in attesa di poter sistemare la casa. Le operazioni di vigile del fuoco sono terminate poco prima dell'alba. Detto questo, noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo e dobbiamo anche parlare di alpini, del centenario degli alpini di Treviso. Dovremmo riuscire a collegarci con Lucio Zanato che ci racconterà tutto per filo e per segno, quindi state con noi, torniamo davvero fra poco. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che accade in Veneto. Abbiamo sentito la cronaca dal Padovano, le novità vicentine, fra un po' saremo collegati con Treviso per il centenario degli alpini. Proseguiamo con la cronaca di questo periodo un po' caldo in provincia di Padova per l'arrivo di Bolsonaro, presidente del Brasile, atteso lunedì ad Anguillara per ricevere la cittadinanza onoraria e poi per fare una visita anche a Padova con 2 manifestazioni già organizzate per fargli capire e a far capire anche a chi ha organizzato tutto questo che la sua presenza non è gradita da molte persone. Vediamo le reazioni all'arrivo di Bolsonaro. La politica e le istituzioni disertano la visita del presidente brasiliano Bolsonaro ad Anguillara, dove lunedì gli verrà conferita la cittadinanza onoraria in ricordo degli avi partiti per il Brasile dal piccolo paesino della Bassa Padovana. Una decisione che ha scatenato l'opinione pubblica, visto che Bolsonaro è accusato da una commissione d'inchiesta del Parlamento del suo paese per crimini contro l'umanità per la gestione della pandemia di Covid. I gruppi consigliari d'opposizione in Consiglio regionale chiedono alla Regione di revocare la decisione del Comune della Bassa Padovana di conferire la cittadinanza. Il presidente della provincia di Padova, Fabio Bui, conferma che non sarà presente alla cerimonia di Anguillara. Da parte mia le cittadinanze onorarie si danno a chi porta onore al proprio territorio e mi sembra che Bolsonaro non porti nessun onore a questo territorio. Io quel giorno me ne resterò a casa. La fascia istituzionale, l'istituzione provincia non sarà presente.
chi vuole andare va a titolo personale. Anche il sindaco di Padova Sergio Giordani non incontrerà Bolsonaro. Ad Anguillara invece ci sarà il consigliere comunale padovano della Lega, Alain Luciani, sposato con una donna brasiliana e padre di 2 bimbe che hanno la doppia cittadinanza. Io ho sentito la comunità brasiliana e non vedo l'ora di abbracciare il proprio presidente. Ricordiamoci che Bolsonaro è stato eletto democraticamente in Brasile e andrà al voto l'anno prossimo, per cui il momento per giudicare spetterà intanto ai brasiliani e spetterà l'anno prossimo. Noi non siamo nessuno per giudicare, anzi Bolsonaro è una grande personalità a livello globale, è uno dei leader dei paesi oggi del G20, ma è la 6ª potenza mondiale, e ritengo profondamente sbagliato uno sguardo istituzionale non ospitare un grande presidente. Considerate che grandi personalità di questo spessore a Padova non si presentano, non arrivano dalla firma del trattato di pace del 1918, quando è finita la prima guerra mondiale. Ecco, mi aspetterei da un sindaco che dice di essere il sindaco di tutti un atteggiamento profondamente diverso. Queste erano le reazioni, naturalmente vi racconteremo sia oggi che lunedì le evoluzioni di questa notizia dell'arrivo del Presidente del Brasile per la cittadinanza onoraria ad Anguillara e poi le visite in provincia di Padova. Adesso andiamo avanti con la nostra informazione, restiamo nella parte a sud del Veneto, vediamo il giorno dei funerali dei 3 ragazzi morti qualche sera fa in un drammatico incidente stradale. Oggi lutto cittadino a Rovigo, questo pomeriggio alle 15:30 l'ultimo saluto. Per la giornata di domani ho proclamato il lutto cittadino come segnale concreto di vicinanza allo straziante dolore che ha investito queste famiglie per la perdita dei loro ragazzi. L'intera comunità si stringerà in un momento di preghiera, di ricordo. Siamo tutti assolutamente affranti per quello che è successo e dobbiamo tutti stringerci a queste famiglie che stanno vivendo questa situazione assolutamente drammatica. Sarà quindi lutto cittadino a Rovigo domani, giorno dei funerali di Marco Stocco, Filippo Bettarello e Michael Zanforlin, i 3 giovanissimi morti a bordo della Ford Ka scontratasi contro un albero lungo la provinciale 27 a Grignano Polesine lo scorso mercoledì. Una scelta, quella del sindaco Gaffeo, di vicinanza al dolore delle famiglie dei 3 ragazzi. Le esequie si terranno nella chiesa della Madonna Pellegrina e Sant'Ilario in Commenda. La cerimonia potrà essere seguita anche dal piazzale esterno. Alle 20, sempre domani, è prevista una fiaccolata organizzata da un gruppo di mamme e di amici dei 3 giovani morti. Allora, quando il nostro collega dice domani, visto che il servizio era andato in onda nella serata di ieri, si riguarda naturalmente tutta la giornata odierna, sia il lutto cittadino che le celebrazioni, che l'ultimo saluto a questi sfortunati ragazzi. Andiamo avanti con la cronaca, perché c'è arrivata una notizia di una bravata nel Bellunese. Sono stati uditi degli spari nelle notti di giovedì e di ieri a Rocca Pietore. Sono stati anche trovati segni inequivocabili di proiettili su un cartello stradale. I carabinieri di Caprile hanno eseguito i primi rilievi dopo la segnalazione. Qualcuno dice che si tratti di una bravata, ma insomma proseguono invece le indagini su questo gesto. E sono state invece ritrovate le bici Pinarello rubate ai mondiali di Roubaix. Vediamo. Sono state ritrovate in Romania le bici rubate alle squadre nazionali di pista lo scorso 23 ottobre a Roubaix. È stata la stessa federazione ad annunciare il ritrovamento sul suo sito, un lieto fine in una vicenda iniziata la mattina del 23 ottobre, quando venne scoperto il furto di 20 biciclette Pinarello, di cui 15 da pista del valore di 50.000 euro l'una. Il colpo era stato messo a segno al termine dei mondiali di ciclismo su pista a Roubaix, per l'appunto, durante la notte da una banda che aveva scassinato il furgone sul quale erano state caricate le bici, comprese quelle di Filippo Ganna, Jonathan Milan e Francesco Lamon, vincitori della medaglia d'oro. Sin dalle prime indagini si era capito che il furto era opera di una banda di professionisti. L'epilogo della vicenda nel corso di un'operazione molto articolata della polizia di Vracea, che ha recuperato le 22 biciclette mentre i malviventi stavano tentando di venderne alcune. Nell'operazione sono state arrestate 20 persone. Ora si attende il ritorno nel nostro paese delle bici, rientro che verrà coordinato dalla polizia italiana. Ancora cronaca nel Padovano, operazione antidroga della Guardia di Finanza, sequestrato un grosso quantitativo di droga.
4,5 kg di droga e 28.000 euro sequestrati dalla Guardia di Finanza di Padova nel corso di 3 distinte operazioni, dove sono state arrestate anche 3 persone per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. 2 arresti sono stati effettuati nelle zone di Ponte Vigo d'Arzare e Sacro Cuore. In manette un croato e un albanese, fermati dopo aver mostrato un forte stato di agitazione. I finanzieri hanno sequestrato oltre 1 chilo di marijuana. Il terzo arresto è stato fatto a Piove di Sacco dopo aver osservato uno strano andirivieni di auto davanti all'abitazione dell'arrestato. In questo caso sono stati ritrovati 20 grammi di cocaina, 25 grammi di marijuana, piante di cannabis del peso complessivo di oltre 3 kg. C'è stato un arresto a Vicenza da parte dei carabinieri per una vicenda che deve essere ancora chiarita in modo esatto. Violenza sessuale aggravata nei confronti di minorenne. E questa è l'accusa con cui i carabinieri del comando provinciale di Vicenza hanno arrestato un vicentino 31enne. Le manette scattano a conclusione di una lunga indagine, una storia a tinte fosche che si svolge in un tranquillo centro della provincia di Vicenza, in un contesto insospettabile. L'indagato, che avrebbe avuto un'assidua frequentazione con i genitori dell'adolescente, oggi 13enne, secondo gli investigatori avrebbe costretto la ragazzina a subire atti sessuali sin da quando era una bambina di 9 anni. La giovane, con alcune confidenze a scuola, avrebbe poi indirettamente confermato gli abusi subiti. Le indagini avrebbero tra l'altro fatto emergere un quadro ancora più inquietante, perché secondo gli investigatori i genitori della ragazzina potrebbero essere stati al corrente delle violenze, ma nonostante questo non le avrebbero né impedite né denunciate, continuando ad intrattenere il rapporto col presunto orco. Per questo la posizione dei genitori verrà approfondita da parte della procura. Il servizio tutela minori del distretto est sta coadiuvando la procura per i minorenni di Venezia per le procedure di affidamento della giovane. Andiamo adesso in provincia di Venezia per l'arresto di un sospetto jihadista. 620 kg di cocaina che probabilmente almeno in parte sarebbero giunti in Italia, sequestrate diverse tonnellate di sostanza da taglio e oltre 1 milione di euro in contanti. Più 60 arresti tra Belgio e Germania, per lo più di origine albanese e magrebina. Sono i numeri di un traffico internazionale di cocaina scoperto dalla Guardia di Finanza di Venezia nell'ambito di attività di indagine dirette dalla Procura della Repubblica, giunte in seguito all'arresto di un 41enne lo scorso giugno, fermato come sospetto jihadista al casello di Meolo Roncade e trovato con 22 kg di cocaina. L'arresto risale a parte Guardia di Finanza di Venezia a quest'estate. Da qui siamo partiti poi in collaborazione anche con le polizie belghe e tedesca, ma soprattutto con la supervisione di Eurojust e Europol, in coordinamento appunto con queste polizie europee, per disarticolare l'intera filiera criminale che vedeva la gestione di un ingente traffico di droga proveniente dal Sud America, che entrava in Europa per il tramite dei porti del Nord Europa, veniva gestita la logistica e anche la parte diciamo di confezionamento, di primario confezionamento nel Belgio, e poi giungeva tra gli altri anche in Italia, dove complessivamente sono stati sequestrati 170 kg di cocaina. Referenti dell'organizzazione transnazionale dalle indagini sarebbero 2 cittadini albanesi dimoranti a Bruxelles, che con l'ausilio di connazionali gestivano i traffici di droga destinati al mercato europeo in generale e anche al litorale veneziano in particolare. Spagna, Francia, Germania, ovviamente Italia, dove è stata sequestrata una quantità cospicua. Qui in Veneto il fermo è stato fatto in provincia di Venezia ed è presumibile che andasse, tra l'altro in periodo estivo, andasse a rifornire il litorale veneziano. Un lavoro svolto in sinergia tra forze di polizia grazie alla costituzione di una squadra investigativa comune. È come se un'unica polizia, a prescindere dalla bandiera, avesse lavorato in via unitaria, tant'è che anche il personale nostro della Guardia di Finanza di Venezia era presente alle operazioni in Germania e in Belgio.
Si chiude per ora la nostra pagina della cronaca, naturalmente tutto quello che succederà da qui in avanti ve lo daremo in diretta comunque, e andiamo a vedere, in attesa di poter entrare in argomenti un po' più celebrativi e cerimoniali, possiamo dire, andiamo a vedere assieme i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Li vediamo anche noi per la prima volta adesso, perché sono arrivati davvero pochi istanti fa. Allora, sono 532 le nuove positività riscontrate con i tamponi nelle ultime ore, che portano il numero di casi attualmente positivi in Veneto a 10.403. Stiamo salendo, eravamo sotto le 9.000 unità solo qualche giorno fa, stiamo salendo, non è una salita vertiginosa, non è un picco, però è una crescita lenta e costante che potrebbe dar da pensare alle autorità sanitarie. Sono 480.000 i veneti che sono risultati positivi dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono 457.000 quelli che si sono negativizzati. Purtroppo sono da contare anche 11.827 decessi a causa del Covid dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Adesso con la regia di Fabio Verin e Alessandro Costocurta scendiamo nella seconda parte di questa tabella. Vedete come crescono lentamente i numeri di tutti gli ospedali del Veneto, proprio per vedere la situazione della sanità, perché se da una parte c'è una crescita costante, dall'altra invece c'è uno stato di sostanziale calma, vuol dire che gli ospedali del Veneto, sia le aree non critiche che le terapie intensive, reggono egregiamente l'urto di questa fase dell'emergenza. Abbiamo 208 persone ricoverate in area non critica, di cui 164 ancora positive, 44 che si sono negativizzate nel frattempo. Sono 37 invece le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 31 ancora positive, 6 che si sono negativizzate. A conti fatti abbiamo 195 persone positive ricoverate in ospedale, sia in area non critica che in terapia intensiva. È un numero comunque naturalmente non preoccupante, visto quello che abbiamo passato, va messo in prospettiva con quello che abbiamo passato negli ultimi 18-20 mesi, però c'è da dire che c'è un positivo in più in terapia intensiva, 2 dimissioni, comunque non sono 2 dimissioni, è un bilancio negativo e 2 unità in area non critica. È un numero invece, quello che preoccupa, quello dei decessi. Sono morte 4 persone nelle scorse ore a causa del Covid, questo è il numero più alto degli ultimi giorni. Adesso noi torniamo in studio, perché prima di vedere gli altri dati, prima di andare a Treviso, potremo lanciare la pubblicità, ma chiedo alla nostra regia di farmi sapere se invece abbiamo novità con i collegamenti. Allora, vediamo le vaccinazioni. Report vaccini, arrivato anche questo pochi istanti fa. Sono 15.000 le dosi somministrate nella giornata di ieri, sono 1.200, lasciateci dire solo 1.200 le prime dosi. Vuol dire che ormai, per quanto riguarda la prima dose, davvero si è arenata, si è fermata la campagna vaccinale del Veneto. Vuol dire che dove si poteva arrivare si è arrivati. Le persone che restano sono quelle che non possono essere vaccinate o quelle che non vogliono essere vaccinate. Naturalmente, come ribadisce anche il governatore Luca Zaia quotidianamente, l'adesione alla campagna vaccinale del Veneto è volontaria e libera. 8.446 i cicli completati, sono invece 5.744 le terze dosi addizionali o cosiddetti booster. Scendiamo per vedere che il Veneto ha comunque somministrato l'89,6% delle dosi a disposizione, quindi c'è magazzino, c'è possibilità di manovra. Sono 3.690.000 quelli che hanno la prima dose, ovvero il 76% della popolazione totale. Sono 3.556.000, si stanno avvicinando i due dati, ovvero il 73,3% della popolazione totale del Veneto, quelli che hanno il ciclo completo. Sono 76,1% quelli che hanno o almeno la prima dose o una prenotazione, e siamo già al 2% della popolazione totale con la terza dose addizionale o booster. Sfioriamo le
100.000 unità. Sicuramente si raggiungerà fra oggi e domani le 100.000, le prime 100.000 inoculazioni della terza dose che verrà estesa con tempi e modi che sono ancora in via di definizione anche ad altre fasce della popolazione, agli under 60 fino a una certa età. Insomma, c'è tutto ancora da vedere, però pare proprio che la terza dose sia indispensabile per una copertura che ci permetta di superare l'inverno e arrivare alla primavera prossima. Questi sono i dati dei cambiamenti per quanto riguarda le percentuali delle coperture, e il grafico finale che vediamo prima della pubblicità è questo. Non cambia molto, siamo un po' in calo rispetto alle settimane scorse, ma questo si sapeva. Adesso è tutto da capire che cosa succederà con l'inizio della campagna antinfluenzale, anzi è stato annunciato dall'assessore Lanzarin, ma vediamo tutto fra poco. A questo punto faremo una breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che accade in Veneto. In Veneto accade che inizia la campagna anti-influenzale, la campagna vaccinale contro l'influenza, che va ad affiancare, spesso anche a sommarsi a quella anti-Covid. Vediamo l'annuncio da parte dell'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. 1.600.000 sono le dosi di vaccino anti-influenzale acquistate dalla Regione Veneto e in parte già distribuite ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, alle case di riposo e a tutti gli ambulatori vaccinali delle aziende ULSS. Il 2 novembre scatta in Veneto la campagna per il vaccino contro l'influenza stagionale, che come l'anno scorso, con una pandemia ancora in atto, è quanto mai fondamentale. Le persone sono le persone over 60, che quindi possono accedere gratuitamente al vaccino anti-influenzale, si possono rivolgere ai propri medici di medicina generale. Noi abbiamo già consegnato, le USL hanno già consegnato le dosi divise per ogni singola USL, però se qualcuno va all'interno dei nostri centri vaccinali, anche all'interno dei nostri centri vaccinali, chiedendo, potrebbe fare anche l'anti-influenzale. Il vaccino contro l'influenza stagionale, sottolinea il Dipartimento di Prevenzione della Regione, è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza, soprattutto per la cocircolazione con il Covid. La campagna ha lo scopo di proteggere i soggetti più fragili dalle complicanze, contenere gli accessi ai pronto soccorso, supportare la diagnosi differenziale e la conseguente gestione dei casi sospetti. Durante il periodo invernale i virus respiratori sono virus che sono diffusi e che quindi poi c'è una contagiosità molto alta. Con vaccino antinfluenzale, con la copertura per quanto riguarda il coronavirus, ma anche con l'utilizzo dei dispositivi, abbiamo visto l'anno scorso quanto la mascherina ci ha protetto anche dai mali di stagione. Continuano ad aumentare i casi, l'abbiamo visto nelle tabelle inviate dall'azienda Zero della Regione del Veneto, lo conferma anche l'ULSS 6. Eugania. Nelle ultime settimane a Padova si sta registrando una recrudescenza del virus, aumentano i casi di Covid in tutta la provincia, con particolare apprensione per il bacino termale, dove l'USL 6 ha circoscritto 3 focolai, 11 positivi in una scuola elementare di Teolo, dove nelle scorse ore sono stati eseguiti 100 tamponi, 41 invece le persone positive, per lo più turisti stranieri che hanno alloggiato in 7 strutture alberghiere, e di questi 5 sono lavoratori. Poi sono altre 7 le persone che hanno partecipato alla festa per un 50° anniversario di matrimonio, lo stesso dove erano presenti anche i 4 anziani ricoverati in terapia intensiva. In azienda ospedaliera aumentano i ricoveri, 48 attualmente i pazienti con Covid, 31 i ricoverati tra il reparto di malattie infettive e area Covid geriatrica, 5 in terapia subintensiva e 12 in terapia intensiva. L'età media dei non vaccinati in terapia intensiva è 60 anni, il più giovane ne ha 56, quindi se l'età media è 60 voi capite che sono tutti su questa età. Ed è un peccato anche qui, perché effettivamente la vaccinazione avrebbe potuto dare loro una protezione ed evitare un passaggio in terapia intensiva, che non è veramente una cosa banale. L'appello del direttore generale dell'azienda ospedaliera è quello di vaccinarsi, per chi non l'ha fatto di scegliere quanto prima di fare la prima dose. Per gli anziani vaccinati ad inizio 2021 è necessaria la
terza dose, che come ha detto l'assessore regionale Lanzarin, presto dovrebbe essere somministrata anche dai medici di medicina generale. Gli anziani che sono ricoverati da noi sono tutti anziani che hanno fatto le 2 dosi, no? Però le hanno fatte nei primi mesi dell'anno e quindi l'efficacia della vaccinazione, come bene abbiamo potuto conoscere, sta un po' scemando. Quindi ecco l'importanza della terza dose. Attualmente noi offriamo come sistema sanitario regionale la terza dose, oltre che le persone fragili, agli ultra sessantenni, quindi approfittiamo veramente di questa occasione. La terza dose è importante, è fondamentale per affrontare l'autunno e l'inverno in condizioni di poter avere sugli ospedali un basso carico di assistenza. L'assessore Lanzarin ieri era ad Adria per inaugurare l'unità riabilitativa territoriale dell'ospedale. Vediamo. Cure intermedie e personalizzate inaugurata all'ospedale di Adria l'unità riabilitativa territoriale, una struttura per le cure intermedie dedicata a pazienti che sono stabilizzati dal punto di vista clinico, che richiedono un'assistenza residenziale con percorsi riabilitativi. Si tratta di 14 posti di unità riabilitativa territoriale, che sono le cosiddette strutture intermedie, che il Veneto aveva pensato molto tempo fa nel piano sociosanitario 2012-2018 e poi nelle schede ospedaliere 2019, che sono quei reparti di collegamento post degenza acuta. La persona non rientra subito al proprio domicilio, deve essere assistita, in questo caso c'è anche un recupero funzionale che può essere ortopedico, cardiologico, e quindi ci sono questi reparti dedicati in cui fa un'attività di un certo tipo e poi può permettere quindi questo il rientro al domicilio, quindi anche attrezzare il domicilio se si tratta di disabilità o quant'altro, oppure accedere a una struttura protetta del territorio. L'assistenza all'interno della struttura è garantita da un'equipe composta da medici, fisiatri, infermieri, operatori sociosanitari, fisioterapisti, logopedisti. L'attivazione dell'URT rappresenta un ulteriore passo avanti per la sanità territoriale. Ulteriore tassello, un ulteriore passo, come diciamo noi, verso il completamento di quella che è la programmazione autoregionale. Con l'attivazione di questa unità operativa territoriale, infatti, andiamo a completare la programmazione del 2019, andiamo a completare soprattutto l'offerta per quanto riguarda le strutture intermedie, in quanto l'unità riabilitativa territoriale si aggiunge all'hospice già esistente e all'ospedale di comunità già esistenti. Unità riabilitativa che svolge un'importante funzione di raccordo tra ospedale e territorio in percorsi di continuità assistenziale. È un servizio molto importante per il cittadino, è un servizio intermedio, spesso trascurato ma importantissimo, che dà sollievo alle famiglie che ne hanno necessità. Allora, queste erano le notizie sanitarie dal Veneto. Abbiamo sentito anche questa inaugurazione importante, ci occupiamo sempre più spesso dell'area polesana della provincia di Rovigo e scendiamo solo per una questione geografica di mappa con i nostri giornalisti, con i nostri operatori, per parlare sempre più spesso anche di questa provincia. Adesso c'è una notizia che riguarda il Covid che è appena arrivata, anzi prima di darvela andiamo con Lucio Zanato che ci aspetta, non so in questo momento se si tratti di Treviso, ma vedendo la campagna alle sue spalle non siamo decisamente a Treviso, però il tema è quello degli alpini. Buongiorno Lucio. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo nelle campagne tra, diciamo così, Povegliano, Camalò. Stiamo seguendo la staffetta degli alpini che è partita questa mattina dall'ossario di Nervesa della Battaglia. Allora, prima di intervistarli, questa è una delle 5 staffette che stanno camminando partiti dagli ossari questa mattina. Ieri abbiamo descritto invece che quello partito da Cimagrappa, che è il nostro Sandro Costacurta, che è andato a riprendere proprio la partenza del Presidente. 5 staffette con 5 pezzi di quello che è il logo del centenario, che verrà ricomposto oggi pomeriggio a Treviso, quando si riuniranno tutte queste staffette. E allora, prima di andare a sentire le voci di questi alpini che vivono questa festa, ma anche questo momento di sacralità, mi pare che Fabio dovrebbe avere in regia il contributo che abbiamo realizzato questa mattina proprio nell'ossario. Non ce l'abbiamo. Allora
Vediamo se è possibile recuperarlo. Intanto io comunque ne approfitto e vado a intervistare chi sta portando. Venga avanti con me. Allora, intanto il suo nome e il suo cognome. Schiavon Bruno. Bruno Schiavon, andiamo più vicino. Allora, pesa questa cosa? Ma insomma un peso sopportabile, non è ottimo. Fatto l'alpino quando? 66. Del 66, quindi si è visto anche l'alluvione lei? Appena dopo, insomma, ero lì. Beh, vedo cos'è, conducente? No, io sono l'incarico A73, il mio numero che avevo, sarei stato autiere, avevo un camion con una... CM52? Un camion con tutta l'attrezzatura dentro di meccanica, ecco. Che era il mio incarico. Senta, che cosa ricordi di quel periodo alpino? Un periodo bellissimo, da rifare. Caserma? Toigo Belluno. È stata una bella esperienza, quasi quanto quella di fare la staffetta oggi. Ma è bellissima anche oggi fare la staffetta, è una cosa eccezionale, ricordare questi movimenti, queste cose. E poi questi 100 anni della sezione di Treviso è importante. Importantissima, da ricordare quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo. Beh, allora lo riportiamo, prendiamo invece chi sta seguendo, il volontario, perché qui abbiamo gli alpini, lui invece è il volontario che dietro con quel furgone sta, diciamo, facendo, come si dice, chiude la marcia, no? Esatto. Quello che quando si facevano le marce noi si diceva facevi la scopa, giusto? Esatto, no? carro scopa. Esatto, il carro scopa. Sono disciplinati. Beh, assolutamente, direi proprio di sì, bravissimi perché stanno bene in linea e seguono... Il suo nome e il suo cognome, così sappiamo. Allora, io sono Zanatta Stefano, faccio parte del gruppo di Nervesa. E niente, posso dire semplicemente che veramente fino adesso abbiamo trovato veramente dei bravi volontari, bravi alpini, non volontari, che stanno facendo la marcia, seguono la linea, la strada la seguono perfettamente senza nessun problema. Proseguiamo con questo, insomma. Poi oggi pomeriggio si arriva a Treviso e lì comincia la grande festa. Esatto, da oggi portiamo tutti i volontari alpini lì e facciamo festa, da lì partiamo, insomma. Ecco, 2 giorni. Chiedo ancora una volta se per caso avete recuperato il contributo, se no io vado avanti, vediamo se mi dicono qualcosa. Allora Lucio, il contributo purtroppo non riusciamo a mandarlo in onda anche perché abbiamo purtroppo ancora solo 3 minuti prima della fine del nostro telegiornale, quindi ti chiediamo di proseguire un paio di minuti con i tuoi ospiti, poi noi rientriamo e annunciamo gli impegni che abbiamo oggi e domani con le nostre emittenti. Perfetto, allora rimanendo con loro ricordiamo intanto che oggi pomeriggio, allora dalle 16, Piazzale Burchiellati, ci sarà la ricomposizione del logo con lo sfilamento al Piazzale Burchiellati fino in Piazza della Vittoria a Treviso. Ci saranno circa 350 alpini, che sono praticamente tutti quelli che hanno partecipato alle 5 staffette che si sono mosse in questi 2 giorni. Lì ci sarà un momento di raccoglimento in Piazza Vittoria e poi ci si trasferirà in Piazza dei Signori, dove c'è la fanfara dei congedati della Giulia che terrà, diciamo, un'esibizione. Esibizione più o meno dalle 18 in poi ci sarà un momento di pausa. Dalle 20 invece comincerà la serata. 7 cori della sezione si esibiranno in 7 piazze cittadine. E poi alle 23 appuntamento in Piazza della Borsa, perché lì tutti e 7 i cori si riuniranno insieme per il gran finale. Da domani mattina alle 7:50 ci sarà, diciamo così, l'assembramento, a seguire ci sarà lo sfilamento dalla sede della sezione, quindi via San Pelaio, si arriverà in centro a Treviso in Piazza Duomo, alle 9 c'è la celebrazione della Santa Messa, prima ci sarà anche l'entrata dell'Abaro Nazionale che arriva da Milano, quindi la sacralità, ma un momento anche di massimo rigore per quanto riguarda gli alpini. Ci sarà la Santa Messa officiata dal Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tommasi. Da lì poi si partirà in sfilamento fino a Piazza della Vittoria, dove ci sarà l'onore ai caduti e l'alzabandiera. A seguire ci si sposterà verso Piazza della Borsa, quella della sera prima con i cori, perché lì si ricorderanno i 100 anni proprio della fondazione, perché la sezione degli alpini di Treviso nacque nel 1921, negli stessi giorni in cui il Milite Ignoto veniva portato da Aquileia al Sacrario in quella di Roma,
e proprio in quei giorni lì veniva fondato dove una volta c'era l'albergo Stella d'Oro, poi abbattuto dal bombardamento del 7 aprile 1944 proprio a Treviso. Insomma, 1 o 2 giorni importante per gli alpini, ma non solo, anche perché Treviso avrà i negozi aperti, sarà una specie di notte bianca quella che affronteremo, nel senso vivremo assieme a proprio questa sera, e poi domani una grande mattinata, una grande giornata che si concluderà intorno alle 13:30 con ovviamente il rancio e il momento di festa per tutte le penne nere. Più o meno questo è l'itinerario. So che anche Rete Veneta si collegherà con noi nel corso della mattinata di domani, ma gli appuntamenti li darai tu, Ferdinando, a cui cedo la linea. Grazie Lucio, grazie ai tuoi ospiti. Allora ricordiamo che questa sera alle 21:15 avremo qui su Rete Veneta in onda il documentario su Vaia, a 3 anni dal disastro che ha sconvolto il Veneto. Domani mattina dalle 7:50 fino alle 13:30, naturalmente con una pausa per la tradizionale messa dal santo, saremo collegati per le celebrazioni, i festeggiamenti del centenario della sezione ANA di Treviso, quindi 2 giorni da vivere con Rete Veneta. Per tutto il resto vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera. Ringraziamo Alessandro Costacurta e Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portarvi a casa tutte le notizie di oggi e vi auguriamo un buon pomeriggio.